Siamo giunti alla sesta corsa, cavalli di 3 anni ancora, questa volta sulla distanza del miglio, con Autostart, Figlio dei Venti, Fabia Pompea Bond, Folgore Fi, Filo d'Oromatto, Flavia Bros, Fiorella Jet in prima fila, Fan Fatal Si, Florida Lake e Francisco Santos in seconda. Favori per Flavia Bros numero 5, Alessandro Gocciadoro, macchina che accelera con la velocità iniziale di Folgore Fi e di Flavia Bros che si avvantaggia. Numero 2, Fabia Pompea L'errore Bond, però squalificato. di Fabio Pompea è anche quello di Folgore Fi. Numero 3, Folgore FI, E così in seconda squalificato. posizione dovrebbe essere Figlio dei Venti che si trascina Fan Fatal Si. Più dietro Florida Lake. Mentre per corsie esterne Filo d'Oromatto è superato da Fiorella Jet che si porta direttamente a contatto con Flavia Bros. Dopo i primi 400 in 36, Flavia Bros in vantaggio, Fiorella Jet che va al suo esterno, Filo d'Oromatto segue in corsia esterna, coperto al seguito di Fiorella Jet e copre Figlio dei Venti, mentre un'altra pariglia è formata da Fan Fatal Si e Florida Lake che lasciano in coda Francisco Santos. 1 minuto e 5 decimi il passaggio agli 800, in vantaggio la favorita Flavia Bros, all'esterno Fiorella Jet si impegna con all'interno Figlio dei Venti e al largo Filo d'Oromatto, chilometro in 1:15 e mezzo. Ancora insiste Fiorella a lato di Flavia Bros che replica, le due alle prese quando siamo a metà della dritta delle scuderie. Arriva così il paletto dei 400 conclusivi con Flavia Bros che guida ora Filo d'Oromatto, sposta in terza ruota, viene via su Fiorella Jet, lungo la corda segue sempre Figlio dei Venti, insiste nella sua progressione Filo d'Oromatto e va su Numero Fiorella 9, Jet, Francisco entra in Santos, vantaggio comunque squalificato. Flavia Bros, Filo d'Oro a centropista, all'interno c'è Figlio dei Venti, ultimi 100 metri di gara con Flavia Bros che deve essere richiesta, ma nel finale viene a concludere facile, mentre per il secondo finiscono probabilmente nell'ordine Figlio dei Venti e Filo d'Oromatto. 1:14,6, ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere, la vittoria per Flavia Bros e Alessandro Gocciadoro. Andiamo a rivedere il replay per capire chi è giunto secondo. Impressione che il numero 1 di Figlio dei Venti riesca a resistere anche abbastanza chiaramente a Filo d'Oromatto, quindi 5-1-4, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo. La vittoria e il raddoppio anche per Alessandro Gocciadoro che in percorso di testa porta alla vittoria Flavia Bros per conto del Bros Stables.